Porto, sbloccati dal governo 200 milioni di euro per la stazione ferroviaria di Servola e la nuova rampa della superstrada in uscita da piattaforma logistica e futuro molo ottavo. Serve uno scudo per difendere i medici di base dal nodo delle troppe prescrizioni ai pazienti, così l'assessore regionale alla salute Riccardi nell'approfondimento a Ring. Un'ottantenne triestina ha rischiato di annegare questa mattina a Barcola, soccorso dai bagnini allertati dai presenti. La donna è stata rianimata e portata a Catinara in codice giallo, altro episodio in Riviera. Lunghe code e disagi per i cittadini per ottenere la carta d'identità elettronica, tra centri civici chiusi e personale mai incrementato, e la denuncia dei consiglieri PD Famulari e Salvati. È partita dal Consiglio Comunale di Trieste la nuova edizione del Viaggio del Ricordo dedicata ai giovani, così imparano ciò che non gli hanno insegnato a scuola, ha sottolineato il ministro Abodi. Arriva la scadenza fiscale di fine giugno, una delle più impegnative dell'anno. Per il Friuli Venezia Giulia i versamenti all'erario saranno complessivamente di 500 milioni di euro. Il viaggio di Airpac nella creatività italiana prosegue, a Proda agli anni 70. È stata inaugurata a Palazzo Athens a Gorizia la mostra L'arte come antidoto. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Sbloccati dunque i 200 milioni di euro per la realizzazione della nuova stazione di Servola. Soddisfazione dal presidente dell'autorità portuale Consalvo. Inizia una nuova era per lo scalo. Ci sono naturalmente anche altri commenti. Vediamo subito il servizio. È ufficiale, il ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato ieri sera il decreto che sblocca i fondi per il progetto di Servola. Poco meno di 200 milioni di euro per la realizzazione di una nuova stazione con 10 binari da 750 metri, integrata con gli interventi di messa in sicurezza permanente dell'area e con il collegamento alla grande viabilità. Termina dunque l'incertezza sul futuro dei fondi congelati, lo sblocco dei 180 milioni PNRR con l'aggiunta di ulteriori 19 milioni che il Ministero dell'Economia ha stanziato a copertura dell'aumento dei costi di cantiere consentirà all'autorità portuale di avviare i lavori. Oggi si apre una nuova fase per il porto di Trieste, ha commentato il presidente Marco Consalvo. La ferrovia è l'arteria vitale dello scalo e questo intervento è un investimento decisivo per accompagnarne la crescita e consolidarne la competitività nei prossimi decenni. La pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea avverrà il prossimo 30 giugno. Già oggi il 50% dei container movimentati dallo scalo viaggia su rotaia, anticipando gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il riequilibrio modale dei trasporti. La nuova infrastruttura consentirà di accompagnare la crescita dei traffici e dei nuovi terminal. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, l'ha definita una notizia di grande importanza per il Friuli Venezia Giulia e per l'intero sistema logistico nazionale e ha ringraziato il titolare del MEF, così come il ministro dei trasporti Salvini, per aver portato a casa questo obiettivo. È una partita, ha aggiunto il sottosegretario all'economia e alle finanze Sandra Savino, sulla quale abbiamo lavorato con il Ministro, con la Ragioneria Generale dello Stato e con gli uffici competenti per dare soluzione a un dossier complesso e atteso da tempo che rischiava di restare fermo proprio nella fase decisiva. Il rapporto annuale della Scuola Superiore Sant'Anna di Venezia di fatto ha promosso la sanità del Friuli Venezia Giulia. Ieri sera a Ring l'assessore Riccardi si è soffermato sulle criticità emerse dal rapporto. Vediamo. Ospite ieri a Ring di Ferdinando Abarino, l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, commentando i dati della Scuola Superiore Sant'Anna di Venezia relativi al 2025 che di fatto promuovono l'assetto del comparto regionale, dettosi soddisfatto, ha voluto comunque soffermarsi, spiegandone le ragioni, sulle 3 criticità emerse dal report annuale, partendo dalla degenza media, superiore di 1 giorno e mezzo rispetto alla media. La soluzione, ha spiegato l'assessore, sta nella rete riabilitativa. La rete riabilitativa nostra di cure intermedie è molto fragile, quindi noi dobbiamo trasformare pezzi di letti ospedalieri in letti riabilitativi di cura intermedia. La questione degli abbandoni del pronto soccorso, scesa comunque rispetto al 2024, riguarda le 20.000 persone che hanno scelto di tornarsene a casa prima di essere state visitate. Un dato, ha sottolineato l'assessore, che non tiene conto dell'istituzione del 116-117, il numero verde, in funzione da qualche mese,
dice che sta ottenendo ottimi risultati evitando parte dell'intasamento al pronto soccorso. Più preoccupante, secondo Riccardi, il risultato sull'appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche, troppe secondo il report. L'appropriatezza diagnostica è uno dei dati sui quali, che è un sottoinsieme della inappropriatezza, cioè della domanda che io presento non avendo un bisogno coerente con quella tipologia di domanda. L'assessore è andato oltre, sottolineando una volta di più le storture di quello che potrebbe essere considerato un malcostume. Allora, il paziente va dal medico e dovrebbe fare quello che dice il medico. A volte ci sono delle situazioni nelle quali il paziente pretende dire al medico quello che deve fare il medico. Su quello non c'è alcun dubbio. E questo è un problema. Sì. Buona parte della inappropriatezza è determinata da questa situazione e a volte condiziona anche il medico, il quale per tutelarsi e difendersi, è per quello che io dico noi in questo paese dovremmo arrivare allo scudo nei confronti del medico, perché il medico altrimenti si trova costretto davanti a situazioni anche a fare delle attività prescrittive che secondo me questo dato dimostra. Che magari anche lui stesso non condivide. Allora, apriamo la pagina della cronaca. Questo pomeriggio una donna di 86 anni in costiera, in una spiaggetta subito dopo l'hotel Riviera, ha avuto un malore dovuto con tutta probabilità al caldo. Il soccorso è stato congiunto tra i sanitari del 118 e una motovedetta, la vedete in questa immagine, dei vigili del fuoco del distaccamento portuale che sono giunti in pochi minuti sul posto per dare sostegno appunto alla signora. Stabilizzata dai sanitari con l'ausilio appunto dei vigili del fuoco e imbarcata, è stata trasportata all'ospedale triestino di Cattinara per accertamenti. Questo è il soccorso appunto congiunto attraverso la motovedetta. Un altro episodio è accaduto invece questa mattina. Un'ottantenne triestina ha rischiato di annegare questa mattina a Barcola dopo essere stata colta da malore mentre faceva il bagno nei pressi del Terzo Topolino. È successo poco prima di mezzogiorno. Ad accorgersi che la donna non si sentiva bene sono stati alcuni presenti che hanno subito allertato i bagnini che l'hanno riportata a riva. Poi la donna è stata soccorsa dai sanitari di un'ambulanza e di un'automedica del 118, gli equipaggi l'hanno rianimata e stabilizzata per poi portarla a Cattinara in codice giallo. Non sono chiare le condizioni in cui versa la donna, non sono state rese note. Un altro episodio di cronaca invece, ci spostiamo a Monfalcone, incidente nella notte nella via Primo Maggio, sempre a Monfalcone, all'altezza della chiesa di San Nicolò. Intorno all'una, una moto Ducati con a bordo due giovani di 32 anni, un ragazzo e una ragazza, si è scontrata con la Suzuki condotta da un uomo di 47 anni. L'impatto è avvenuto mentre la moto procedeva in direzione Ronchi e l'auto verso il centro della città dei cantieri. I due motociclisti sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Cattinara, Trieste, in codice giallo. Non risultano in pericolo di vita. Illeso invece il conducente della vettura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile per i rilievi e gli accertamenti necessari e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Continuano i disagi per i cittadini di Trieste per ottenere la carta d'identità elettronica e altri documenti. Centri civici chiusi, poco personale, mancanza di strategie sono le critiche del Partito Democratico alla giunta comunale. Vediamo. La scadenza delle carte d'identità cartacee, che è stata per fortuna anche prorogata, ha fatto emergere un problema che però è un problema strutturale che evidentemente il Comune di Trieste non vuole affrontare. Le lunghe file ai pochi centri civici aperti in città per ottenere la carta d'identità elettronica sono solo la punta di un iceberg fatto di pesanti disagi per i cittadini che hanno bisogno dell'anagrafe e del servizio demografico del comune. E la denuncia dei consiglieri del Partito Democratico Laura Famulari e Luca Salvati. Normalmente anagrafe, strade, questi servizi così di base, asili, sono quelli che identificano il funzionamento di un ente e non ci siamo. Le file sono lunghissime, non c'è più l'eliminacode e le persone non sono più in grado di ottenere anche alcuni certificati online. Ci sono persone anziane e disabili che con questo tempo torrido
fanno la fila ai pochi centri civici funzionanti. La proroga annunciata dal governo della validità del documento cartaceo fino a scadenza naturale è servita solo in parte ad alleggerire l'enorme carico di lavoro degli uffici, per i quali i consiglieri chiedono un'integrazione di personale. Abbiamo presentato un'interrogazione proprio per chiedere con questa interrogazione un aumento del personale dei servizi demografici, che è uno dei servizi più importanti del Comune. Non c'è stata data alcuna risposta né all'interrogazione e né di fatto è stato aumentato il personale. Ad oggi sono ancora 12.000 i triestini con la vecchia carta d'identità, che andrà cambiata nel formato digitale entro il 2 agosto anche nel caso in cui si abbia intenzione di espatriare. Una situazione appesantita dall'eliminazione delle prenotazioni e dalla chiusura del centro civico di Via Locchi. A novembre era stato assicurato che il centro civico sarebbe stato riaperto a febbraio, poi a marzo, adesso sembra a settembre. Oggi ci sono soltanto 2 centri civici in città attivi, che sono Via Macelli e Via del Teatro Romano, ma non bastano. Vediamo le file che le persone sono obbligate a fare, soprattutto in Via del Teatro Romano, sottoposto a questa calura. Torna l'appuntamento con il viaggio del ricordo, un appuntamento vocato a far scoprire ai giovani le vicende del confine orientale. Ieri la prima tappa dell'evento alla presenza del ministro dello sport Andrea Abodi nella sala del Consiglio Comunale di Trieste. Vediamo. La nuova edizione del Viaggio del Ricordo prende le mosse dal Consiglio Comunale di Trieste, il percorso promosso dall'Agenzia Italiana per la Gioventù, che accompagnerà fino al 4 luglio giovani fra i 18 e i 28 anni provenienti da tutta Italia nei luoghi simbolo dell'esodo, delle foibe e delle complicate vicende del confine orientale. Un incontro, quello aperto dal Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca, alla presenza del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, che punta a trasformare la memoria in formazione civile per le nuove generazioni, con un confronto diretto fra i partecipanti e i testimoni dell'epoca e le comunità italiane d'oltreconfine, un percorso che toccherà Capodistria, Umago, Parenzo, Pola, Abbazia, Zara e Spalato. Diciamo fa parte di un programma molto vasto che è iniziato con il Giorno del Ricordo, ormai sono 12 anni, quindi dal 2004. E attorno al Giorno del Ricordo abbiamo costruito un percorso con il treno che è giunto alla terza edizione, questo viaggio che coinvolge 50 ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni di tutta Italia che sono stati selezionati con una call pubblica. C'è il Museo del Ricordo che sta andando avanti dal punto di vista amministrativo. Vogliamo cercare di appunto consolidare il ricordo, farlo diventare patrimonio, ricostruire una pagina strappata dalla memoria comunque di questo paese che necessita di una continuità appunto del racconto e anche della possibilità per i più giovani di conoscere quello che non è stato insegnato a scuola. All'evento era presente anche il presidente della comunità degli italiani di Fiume, Enea Dessardo, e l'esule Erminia Dionis, che ha donato ai partecipanti copie del suo libro autobiografico Una vita appesa a un filo, ed è stata omaggiata con un mazzo di fiori dal ministro. È stato prorogato dalla Regione al 31 luglio il termine per accedere ai ristori destinati alle imprese colpite dal maltempo del novembre del 25 dell'anno scorso. Vediamo. Con un decreto firmato dall'assessore regionale alla protezione civile Riccardi è stato prorogato al 31 luglio il termine per accedere ai ristori destinati alle imprese colpite dagli eventi calamitosi del novembre del 2025. Come ha spiegato l'assessore in una nota, il provvedimento punta a garantire la massima partecipazione possibile al piano di sostegno per il tessuto produttivo. Il provvedimento non si limita a spostare in avanti la scadenza, ma consolida un percorso di indennizzo che coinvolge i comparti dell'agricoltura, della pesca e del terziario. L'area territoriale interessata comprende ben 36 comuni, tra i quali quelli isontini più colpiti di Romance e Cormons. L'intervento prevede la copertura delle spese per il ripristino di aree esterne, strutture e macchinari e un indennizzo per il cosiddetto fermo aziendale. La Regione, aggiunge la nota, supporta le operazioni con un contributo pari al 50% della spesa ammissibile, fissando un massimale di 1 milione di euro per singolo beneficiario. Infine, oltre alla gestione immediata delle risorse
risorse regionali, l'atto assume una valenza strategica nel coordinamento con lo Stato. L'istanza presentata entro il nuovo termine di luglio, conclude la nota, fungerà da censimento preventivo, permettendo alle imprese di accedere automaticamente ai futuri ristori nazionali, non appena disponibili, senza dover avviare nuove procedure amministrative. Arriva la scadenza fiscale di fine giugno, una delle più impegnative dell'anno. Per il Friuli Venezia Giulia i versamenti all'erario saranno complessivamente di 500 milioni di euro. Vediamo. Giugno non è un mese caldo solo per le temperature, ma anche per le tasse. In vista della scadenza fiscale a fine mese, gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia dovranno versare all'erario, tra IRES, IRAP e IRPEF, circa 500 milioni di euro. È uno degli adempimenti più impegnativi dell'anno. In una fase in cui molte imprese devono fare i conti con una liquidità sempre più limitata, non si può escludere che numerosi contribuenti scelgano di rinviare il versamento al prossimo 30 luglio, una possibilità consentita dalla normativa, ma che comporta un aggravio dello 0,4% sull'importo dovuto. Gli evasori nella nostra regione sono decisamente pochi rispetto alla media nazionale. In Friuli Venezia Giulia l'evasione sfiora i 2 miliardi di euro all'anno, una cifra importante anche se la propensione, ovvero l'incidenza del mancato gettito sul totale incassato, è tra le più basse del Paese. Tuttavia, grazie alle nuove tecnologie digitali oggi disponibili, è possibile colpire la vera evasione, quella che sottrae alle finanze dello Stato decine e decine di miliardi di euro ogni anno e che, come hanno più volte denunciato sia l'Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza, fa capo a soggetti e società infedeli al fisco che realizzano frodi IVA, utilizzano indebitamente crediti fiscali e occultano patrimoni e attività finanziarie all'estero. Per una regione orientata all'export come il Friuli Venezia Giulia, confrontare il carico fiscale con quello dei competitor è fondamentale. Ebbene, a livello europeo l'Italia è al quinto posto per pressione fiscale, dopo Francia, Danimarca, Belgio e Austria. Germania e Spagna registrano un carico fiscale nettamente inferiore. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Il viaggio di Airpac nella creatività italiana prosegue ed approda agli anni 70. È stata inaugurata a Palazzo Attems a Gorizia la mostra Italia anni 70, l'arte come antidoto. Vediamo. Palazzo Attem Petzstein ospita a Gorizia il nuovo capitolo della grande serie espositiva dedicata alle trasformazioni culturali, sociali e creative del secondo dopoguerra. Si è infatti aperta la mostra Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, design, terzo capitolo di un articolato e bellissimo percorso che ha già raccontato i 2 decenni precedenti del secolo scorso. Questo decennio è stato un decennio straordinario in realtà, quindi un decennio che senz'altro ha avuto delle pagine estremamente cupe che noi non ci nascondiamo, però è stato anche un decennio di grandi progressi civili, di grandi battaglie, di grandi conquiste e di straordinaria creatività. Soprattutto in tal senso dunque va inteso quell'antidoto cui fa riferimento il titolo dell'esposizione. Curata da Raffaella Sgubine, Carla Cerutti, Lorenzo Michelli ed Enrico Migno Capucci, la mostra sottolinea come in quel periodo le arti visive avessero assunto valenza critica rispetto alle urgenze sociali e persino politiche, affiancando altri ambiti. Alla base di tutto 2 concetti fondamentali che sottostanno all'esposizione stessa. La creatività e la valorizzazione delle connessioni tra linguaggi e espressioni artistiche differenti. Lo spettatore sarà preso per mano in una sorta di esplorazione le cui tappe hanno nomi quali Burri, Afro, De Dominicis, Saffaro, Nespolo, Pistoletto, Roberto Capucci, Giorgio Armani, Missoni, Fiorucci, Sozzas, Enzo Mari, Mario Ceroli, Gabriella Crespi, lo studio Alchimia, Alessandro Mendini. Siamo molto orgogliosi che questa è una produzione Airpac, quindi è una produzione dell'ente regionale per il patrimonio culturale e vogliamo accompagnare il visitatore nella scoperta o nella riscoperta di questo decennio che ha segnato in maniera così significativa la creatività e ha portato in molti casi la creatività italiana a una ribalta internazionale. Un intreccio insomma di storie, visioni ed oggetti indimenticabili, un esercizio di memoria storica per comprendere dove affondano le radici della nostra contemporaneità. L'arte può essere a servizio delle persone e l'arte è anche
un passaggio dal pensiero all'azione, dall'emozione alla figura. Il progetto complessivo si completa a Gradisca d'Isonzo con FVG 70, arti visive in Friuli Venezia Giulia negli anni 70, mostre, incontri e dialoghi, pubblicazioni e momenti di approfondimento che ricostruiranno il panorama artistico regionale di quegli anni e che si apre con Per una nuova galleria, mostra dedicata proprio alle origini della Spazzapan. Parliamo ancora d'arte. I quadri del nostro collega Giampaolo Sarti sono stati esposti stasera all'inaugurazione di una nuova autorimessa che prende il posto di un supermercato. Vediamo. Da 10 anni lo spazio, un tempo occupato da un supermercato Coop in via Murat, era abbandonato. Ora al suo posto è stato ricavato un garage da 2000 metri quadrati. La struttura, riconvertita in una delle zone residenziali di pregio della città, è stata realizzata dalla Mavi SRL di Adriano Witt e Massimiliano Magnà. Dipende dalla condizione dell'ambiente, del posto, e qui grossi problemi non abbiamo mai avuto. È stato abbastanza semplice. In un anno abbiamo risolto la questione. C'è un'altra particolarità. Nell'occasione dell'inaugurazione della struttura sono state esposte 72 opere realizzate dal giornalista Giampaolo Sarti, tele che rappresentano il suo percorso di studio artistico nell'ambito dell'espressionismo astratto. Se vogliamo inserirci in un filone è quello dell'espressionismo astratto. Io mi richiamo, prendo spunto, studio letteralmente Emilio Vedova, che per me è un grandissimo autore, artista, che sento più mio. Diciamo che quando ho iniziato a dipingere, le prime persone che vedono le mie opere dicevano: ma cavolo, sei come Vedova, no? Io almeno nella mia ignoranza sapevo molto poco di lui, allora ho iniziato proprio a studiarlo e poi affinare le tecniche. Poi io frequento e in qualche modo, se me lo permette lui, sono un po' un allievo di Kerr Vischer, no? Nella sua pittura, anche se poi io mi discosto molto, è tutto un lavoro molto libero, per cui riuscire anche a collocarsi necessariamente faccio difficoltà, forse questo è un po' il bello dell'arte. Il campo di Basovizza ha ospitato per l'intera giornata Sport T, un'iniziativa del CRAL di Trieste Trasporti per celebrare i 25 anni dell'ex municipalizzata. Vediamo il servizio. Senza clamore, perlomeno fino ad ora, Trieste Trasporti ha compiuto 25 anni. Proprio per questo l'appuntamento che a Basovizza ha caratterizzato tutta la giornata assume un aspetto particolare. Una bella occasione per fare squadra, per fare spirito di corpo. Ringrazio le istituzioni, una grande azienda, Trieste Trasporti, al servizio dei cittadini, ma per una volta è l'azienda al servizio dei suoi dipendenti in questa bella festa, in questa bella località. Il CRAL aziendale ha dunque organizzato Sport TT. Sul campo dello Zaria i dipendenti dell'ex municipalizzata hanno potuto praticare o conoscere per la prima volta una serie di discipline, dal paddle al tiro con l'arco, dal rugby ai giri in bicicletta, presentate da alcune realtà cittadine del settore che hanno partecipato all'iniziativa, fortemente appoggiata dal presidente Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer. Finirà questa sera tardi per permettere anche a chi ha turni diversi di poter partecipare, quindi un coinvolgimento di tutta l'azienda. All'evento, che potrebbe essere considerato il numero 0 di una serie, hanno partecipato anche le famiglie dei dipendenti. A mezzogiorno il saluto da parte delle autorità. Lui l'ho conosciuto nel 94, gli attaccavo gli adesivi sulla schiena, era il 94, poi nel 96 sono diventato sindaco. Ancora una notizia che ha a che fare con il gran caldo di questi giorni: spazi freschi messi a disposizione della cittadinanza nelle biblioteche civiche per far fronte all'ondata di calore. L'invito arriva proprio dall'amministrazione comunale di Trieste, che in una nota ricorda che anche quest'anno nella consueta ottica di servizio ed apertura alla collettività, le biblioteche possono offrire a cittadini e ospiti zone rinfrescate da aria condizionata come luoghi di mitigazione del disagio e dei rischi che le alte temperature e le ondate di calore stanno causando sempre più frequentemente. Le biblioteche Attilio Ortis, Pier Antonio Quarantotti Gambini e Stelio Mattioni rimarranno aperte quindi dal lunedì al sabato secondo i consueti orari, con questo di più insomma come spazio anche per prendere un po' di fresco e leggere magari anche un buon libro. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, che ritorna domani nell'edizione domenicale nei consueti orari. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata.